Allora, c'è anche un aspetto molto interessante, dietro, anche dietro le quinte, davanti alle quinte, perché 50 anni di Aido, tante iniziative che avete fatto, perché come lei mi raccontava poco fa, fuori onda, è cambiato tanto nell'associazione dagli inizi, no? Quindi raccontiamo un attimo anche questo aspetto. Leggo il messaggio: quali sono gli organi e tessuti che si possono donare in vita? Ecco, giustamente aveva aggiunto fuori onda. Prego Presidente, quali organi e tessuti si possono donare in vita? Allora, gli organi che si possono donare sono il rene, perché ne abbiamo 2, quindi lo possiamo donare, uno, si può vivere tranquillamente anche chi dona con uno. Riesce a vivere normalmente? Sì, esatto. E una porzione di fegato, perché è un organo che si rigenera, si riproduce e quindi c'è questa possibilità di donare una porzione di fegato. Con le dovute compatibilità. Altri organi invece non è possibile? No, altri organi no. I tessuti invece possono essere, che ne so, la testa del femore per esempio, che viene riutilizzata per fare innesti o per fare anche comunque un cemento per le protesi di testa del femore, oppure anche le valvole cardiache. Dipende sempre da quello che uno di noi può donare. Chiaramente uno non va a donare una parte di sé se sta bene, vengono utilizzati nel momento in cui c'è una complicanza, quindi si cerca di trovare la giusta soluzione. Certo, sì, perché comunque dopo sono persone che sono più fragili e quindi necessitano anche di assistenza e di cure, per cui ci deve essere la necessità effettiva. Dicevamo, i 50 anni, come è cambiata? Perché è cambiata l'associazione? In che cosa? L'associazione è cambiata in tanti aspetti. È partita nel 71 con la DOB e quindi Donatori Organi Bergamo, grazie a un nostro luminare che era Brumat. E da lì poi è diventata nel 73, è diventata AIDO, Associazione Italiana Donatori Organi. Poi adesso è diventata Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. E in questi anni AIDO si è ramificata su tutto il territorio nazionale. Quindi voi conglobate in qualche modo la Fondazione Banca degli Occhi? No. Perché tessuti no. No. Restate sempre... Noi propagandiamo, portiamo avanti il messaggio della donazione. Loro hanno un compito ben specifico, ben chiaro e definito. Sono due parrocchie diverse ma che comunque lavorano insieme e collaborano insieme. E AIDO è arrivata ad avere anche una professionalità nei volontari che ne compongono l'associazione, proprio per portare il messaggio chiaro, che sia limpido e cristallino, cioè far capire che non è solo dire dai diventa donatore punto e basta, no, diventi donatore perché? E questo è l'obiettivo, far capire in modo che la persona possa recepire. Perché? Poi, allora perché? Perché deve essere un senso civico, deve essere un aiuto al prossimo, deve essere un gesto di generosità a chiunque ne ha bisogno, perché c'è chi è più fortunato di noi e chi invece ne è meno fortunato e magari non ne ha avuto nessuna colpa, si è trovato ad avere questa necessità. Chi nasce purtroppo con una patologia cronica d'organo, quella persona lì deve essere, secondo me, aiutata assolutamente. Certo, questo è importante. Questo è il concetto. Poi AIDO ormai è diventata un'istituzione, mi sento di dire così perché siamo ovunque. Ogni settimana ci sono iniziative sul territorio, iniziative nei comuni, manifestazioni importanti, addirittura siamo entrati nello sport come fondazione, insomma siamo ovunque. L'importante è appunto comunicare un messaggio, far percepire appunto un'importanza, un'istanza che diventa fondamentale per la salute delle persone. Esatto. Voi non 50 anni, ma comunque avete avuto dei riconoscimenti significativi. C'è stato un coinvolgimento in modo particolare in una campagna di comunicazione da parte delle donne? Sì, è interessante. E perché? Innanzitutto è interessante vedere come l'AIDO ha una lunga storia di 50 anni. Noi abbiamo superato i 30 perché la fondazione è stata fondata nel 1987.
quindi lavoriamo su questo tema da davvero molti anni. Abbiamo avuto un riconoscimento, e prendo al volo la domanda, relativamente a un messaggio di una campagna del 5 per 1000 dove abbiamo, come dire, voluto sottolineare l'importanza della vista e il bene prezioso della vista. Molto spesso chi ha la vista, chi ha questo bene prezioso non, come dire, non è davvero consapevole della fortuna che ha. E quindi abbiamo... Finché ce l'ha si dà per scontato. Esatto, tutto si dà per scontato. Spesso diamo davvero per scontato questo, un po' anche in generale il bene prezioso della salute. A volte non lo diamo per scontato. E in questo video abbiamo voluto sottolineare semplicemente come avere una vista compromessa non solo non ti lascia vivere la quotidianità, quindi leggere un libro, vedere un tramonto, guidare la macchina, ma soprattutto a volte non ti fa nemmeno vedere bene i tuoi cari. No, e quindi questa mamma, che noi abbiamo chiamato Alessia, ma può chiamarsi Cristina, Chiara, Lucia, affetta da una malattia alla cornea, in qualche modo con il trapianto di cornea, grazie anche alla ricerca portata avanti anche dai nostri ricercatori nei nostri laboratori, riacquista la gioia di vedere. Quindi nel filmato si vede delle immagini offuscate e poi via via delle immagini nitide, proprio per dare il senso della gioia ritrovata. Gioia che, fra le altre cose, voglio dire, è assolutamente reale, perché nelle lettere che le persone che hanno ricevuto un trapianto ci inviano, ecco, questa gioia, questo riconoscimento anche in chi ha donato la cornea è davvero molto presente. Il primo messaggio che ci è arrivato in diretta di una telespettatrice diceva: donare è amore. Ecco, noi davvero sottoscriviamo questo, ma perché lo vediamo tutti i giorni nell'incontro con i familiari dei donatori e nelle testimonianze poi delle persone che ricevono questo grande dono. Davvero donare è amore, è un gesto di grandissima civiltà e di grandissimo senso di comunità. Un altro messaggio: con l'orgoglio di essere veneto mi fa piacere sentire che siamo tra le prime regioni italiane che donano organi, nonostante non siamo la più popolosa. Ma secondo voi perché, visto che l'informazione è sempre a livello nazionale? È una questione di cultura, è una questione di investimenti anche, è una questione proprio di appartenenza. Noi veneti abbiamo le eccellenze che ci fanno elevare così in alto, però credo che dipenda un po' anche dalla cultura, dalle realtà dove viviamo. Sì, forse diceva la parola civico, il senso civico. Se vai in certe regioni, in certi ambiti, in certe regioni in modo particolare, c'è il senso del proprio, però poi fuori dal proprio confine chi se ne importa, non raccolgo neanche la carta se la vedo là tutti i giorni davanti a casa, perché tanto non mi riguarda, no? E così anche non mi riguarda la vita di un'altra persona, salvo che uno non abbia un coinvolgimento diretto. Esatto. È un fattore educativo, di predisposizione, probabilmente sì. C'è più senso della famiglia, ma non della collettività. Sì, la famiglia, esatto. tutto quel che riguarda la famiglia, in modo ossessivo addirittura, ma però la collettività, che è un qualcosa di diverso, anche no. E quindi nel pubblico forse anche questo spirito qui può darsi. Ma lì ci sono tanti fattori che basti solo pensare che le regioni più attive in questo campo sono quelle del nord Italia, però chiaramente anche il centro-sud si sta un attimo avvicinando, sta crescendo. Con le generazioni più giovani, quindi è probabile che le generazioni più giovani possano cambiare questa tendenza. Certo. E quindi mi sento di dire che se sono passati 50 anni per portare l'Aido a questi livelli, magari fra 20 anni
potremmo trovare un'equità totale su tutta l'Italia. Ecco. Questo sarebbe appunto una cosa molto auspicabile, senza alcun dubbio. Io vi ringrazio tantissimo, siamo arrivati al termine, il tempo è letteralmente volato, per cui ringraziamo Enrico Vidali, responsabile comunicazione e raccolta fondi per la Fondazione Banca degli Occhi, e Luca Cestaro, presidente AIDO Veneto. Grazie a entrambi di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi e di averci seguito. Poi come sempre la puntata la potete rivedere anche nel nostro sito internet e non solo. Grazie. Grazie.